Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qua in questo angolo fiorito che, come ormai avrete imparato a riconoscere, è un angolo dedicato alle erbe aromatiche e non solo. Infatti sono vicinissime alla porta della mia cucina e io ogni tanto esco e mi raccolgo qualche fogliolina di salvia, qualche fogliolina di timo, oppure raccolgo anche il basilico che quest'anno sono riuscita a salvaguardare, a differenza degli altri anni che era un po' attaccato da qualche bestiolina insidiosa. Accanto alle erbe aromatiche, però, qua in questi angoli fioriti e colorati ho inserito qualche pianta di incenso che dicono essere un ottimo repellente per le zanzare. Ho poi completato queste ciotole che erano appartenute alla famiglia di Alberto, le ho completate con questo fiore che qua c'è in una versione rossa ed è la Dipladenia, perché sapete io mi diletto e amo stare in mezzo al verde, quando la cucina me lo consente, quando cioè esco per rilassarmi un attimo e trovo conforto e benessere dedicandomi alle nostre piante, che però non mi abbandonano e anzi mi coccolano, dandomi la possibilità quindi di allontanarmi dalla cucina mentre sto preparando la pasta, mentre sto cucinando le carni o mentre sto preparando i dolci che prevedo per il menù del fine settimana. Infatti per oggi preparerò le carni di pollame come la faraona o qualche rotolo di pollo abbinati alle verdure di stagione. Se anche voi siete curiosi di venire ed osservare le mie erbe aromatiche e contemporaneamente assaggiare le mie preparazioni, io vi invito a venirci trovare e lo potete fare sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo e facendolo come? Attraverso i contatti che troverete dove? Tra le pagine social e tra le pagine del nostro sito. Ciao!